Momento difficile, uno dei momenti più difficili della storia del Cittadella questo. Sicuramente abbiamo già parlato anche in queste settimane, da giorni, che da quando sono qua, sicuramente è un momento un attimino più delicato, anche se l'ho ribadito in altre circostanze che tante volte in questi 10 anni abbiamo avuto momenti delicati, ma li abbiamo sempre superati. Questo si sta un attimino prolungando, però c'è anche la volontà e la forza magari di cambiare rotta e di fare prestazioni e di fare risultati. Questo sì, stiamo lavorando su questo. Ecco, la storia del calcio insegna che insomma, spesso le panchine saltano quando non arrivano i risultati. Cittadella è diversa, ma Claudio Foscarini come lo sta vivendo a livello personale questo momento? Teme qualcosa? Come la vivi? Ma guarda, non è la prima volta che anche negli anni passati, anni scorsi, mi sono trovato a volte magari a rispondere a queste domande. Cioè, un allenatore deve viverla nel modo giusto, quello che è più giusto. E credo che debba pensare solamente a una cosa, deve pensare alla prossima partita, deve pensare al gruppo, deve pensare ai giocatori, tutto il resto credo che poi deve pensarci alla società. È la società che valuta di settimana in settimana, di giorno in giorno il lavoro che fa l'allenatore, la gestione che ha l'allenatore nel gruppo, nella squadra. Questi sono discorsi che sinceramente non mi interessano più di tanto, mi interessa solamente il mio rapporto con la squadra e col gruppo, solamente questo, devo preoccuparmi solamente di questo e io sono concentrato, focalizzato su questo. Ecco, arriva la Juve Stabia, messa peggio in classifica, però sta facendo punti insomma, anche nel girone di ritorno, ha conquistato 5 punti, ci sono 4 ex insomma, che sono andati via da Cittadella, un po' arrabbiati, hanno desiderio di rivincita. Beh, insomma, sono luoghi comuni sotto certi aspetti, mi sembra anche normale, tra virgolette, quando un giocatore a volte per tanti motivi o circostanze non viene magari confermato, poi magari c'è sempre un attimino il dente avvelenato, sono cose che poi capitano dappertutto, non capita a Cittadella, capita in tutta Italia. Quindi ci sta che quando uno si incontra una ex squadra si abbia qualche motivazione in più, sta a noi sicuramente lavorare nel modo giusto e questi discorsi poi lasciano il tempo che trovano, l'importante è poi scendere in campo motivati, rabbiosi, determinati, al di là degli ex o no, cercando a Castellammare di centrare la partita ma soprattutto centrare un risultato.